attraversiamo il fiume con le barche. Cioè, noi abbiamo la casa sul fiume dove faremo anche una piccola struttura recettiva e siamo molto attenti anche alla disabilità. Sì, una cosa questa che a me ha colpito molto quando sono venuto per realizzare i servizi per Viaggiando Viaggiando, voi fate proprio delle escursioni e fate provare questa bellezza del rafting, della traversata del battello ai disabili. Sì, grande gioia questo, cioè, Io l'ho grande visto di soddisfazione. persona e vi assicuro che ho visto dei ragazzi con dei sorrisi, proprio con la gioia di vivere questa avventura, non con la paura o con l'agitazione, proprio la gioia di vivere questa avventura. Sì, diciamo che i ragazzi abbiamo una risposta immediata della positività dell'esperienza che vivono. La difficoltà che abbiamo è quella di entrare sul tessuto dei genitori, del mondo della scuola. Superare le resistenze che sono culturali, sì, di chi in qualche modo cerca di iperproteggere. Succede che il facciamo ragazzo dei lavori disabile. molto curati, anche didattici, con insegnanti o dirigente scolastico, e al consiglio istituto un genitore alza la mano perché magari non sa nuotare o ha paura dell'acqua e fa qualche obiezione e salta il progetto. È per questo che noi stiamo cercando di certificarci, cioè vogliamo dare un ulteriore biglietto da visita per dire non preoccupatevi, i vostri figli sono in buone mani con noi. Vogliamo parlare anche del sito, Ivan? Sì, direi che abbiamo creato degli strumenti molto importanti perché è la gente che ce li chiede, questa cartina panoramica eccezionale secondo me per uno che non conosce le curve di livello e le cartine topografiche. Vediamo se riusciamo senza far danni a fare vedere, a proporre questa cartina. E questo rappresenta tutto il territorio della Valle del Brenta, alla sinistra l'altopiano dei 7 comuni e a destra Montegrappa, poi vediamo tutti i monti trentini a nord e il particolare del Grotto di Oliero col percorso natura e le varie valli. Molto interessante il collegamento con Bassano chiaramente perché il fiume arriva anche a Bassano sotto Ponte Vecchio e spesso facciamo qualche iniziativa e abbiamo anche qualcosa in mente a Bassano. Poi abbiamo questo Istruzioni per l'uso a Val Brenta è un sunto diciamo, delle caratteristiche naturalistiche, ambientali, culturali che offre il territorio. Dove si trova questo tipo di materiale, Ivan? Si trova nelle librerie, sì, sul territorio? nelle librerie e poi si trova nelle esercizi biblioteche commerciali e nelle biblioteche della Valle del Brenta. A questo punto, Ivan, abbiamo purtroppo pochi minuti, quando si parla con te il tempo vola veramente che è una meraviglia. Scivola via, come l'acqua, Altre due proposte molto interessanti, Hydrospeed e Canoa. La canoa abbiamo... Tra l'altro anche qui dovremmo avere delle immagini, prima di Hydrospeed e poi anche di Canoa. Sì, allora l'Hydrospeed tu l'hai fatto, è un contatto diverso con l'acqua. Si entra proprio a contatto con l'acqua. Se nelle imbarcazioni, nel rafting, nella canoa abbiamo questi tipi di attrezzi per la propulsione, questa è la pagaia per la canadese, mentre nell'Hydrospeed abbiamo le pinne per la propulsione, no? E abbiamo un bob dove ecco qui Hydrospeed. Ecco le pinne. L'esperienza che abbiamo vissuto insieme è molto piacevole. Qui eravamo un po' alla lezione iniziale dove si facevano i primi traghetti, si chiama attraversamenti della corrente con l'Hydrospeed. Qui si è molto a contatto con l'acqua e si sente anche la forza, la resistenza che crea sulle onde. Non ti vedo proprio tanto sciolto però, Ma devi sapere che alla fine di questa cosa mi sono anche tuffato. Ecco, mi sei schiantato. Mi sono anche tuffato, all'inizio ero un po' titubante, poi logicamente ho capito anch'io come funzionava la cosa. Quelli erano i primi passi, poi abbiamo visto anche che ti sei lanciato in acqua su delle onde incredibili. Abbiamo un minuto ancora. Sì, la canoa. Vedo che qui dei bambini tra l'altro. Sì, questo è il corso Più Sport a Scuola, è una situazione ideale, la casa sul fiume, un pezzo di acqua piatta dove portiamo tutti i bambini, lì giocano ed è interessante il fatto di migliorare anche le loro capacità di equilibrio, perché la canoa è fondamentalmente uno sport di equilibrio, ma soprattutto l'acqua distende, rilassa e poi il gioco che li fa crescere.
Iva, abbiamo pochi secondi. In conclusione mi sembra giusto ricordare ai nostri telespettatori il tuo sito internet, alcuni numeri di telefono, alcune indicazioni tecniche per raggiungere e per provare tutto quello che abbiamo parlato. Il sito internet è le solite 3W, il valbrenta.net, di nuova istituzione, il telefono è 0424 55 82 50. Dovrebbero essere andati in sovrimpressione, infatti li vediamo adesso, sono in sovrimpressione per chi fosse interessato, perché indubbiamente è una proposta ideale per affrontare intanto i fine settimana e poi anche le vacanze in maniera simpatica, sportiva, intelligente. Sì, se posso dire ancora una cosa, Certo. il 5 maggio abbiamo la presentazione del nostro centro a tutti gli operatori turistici, scuole, educatori e associazioni alle Grotte di Oliero alle ore 10. Il 5 maggio, giovedì. quindi Tutti invitiamo Tutti gli chi operatori. deve fare cultura ad approfittare di questa occasione. Grazie Ivan. Grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori. E naturalmente noi con questo ringraziamento Iva Pontarollo, per non è arrivato il momento dell'interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimi istanti quando parleremo di allergie. A tra pochissimo.